Aria Pulita di Marcon, comitati dei cittadini e cittadine contro la Pedemontana di Montecchio Maggiore, poi i comitati per la viabilità sostenibile del Trevigiano, il comune di Villa Verla col suo sindaco, Alternativa alla Pedemontana, l'APV, i comitati riuniti Riciclo Totale Rifiuti Zero di Venezia e Treviso, il gruppo culturale Portogruaro Vive, l'associazione, il comitato No Grandi Navi. Tutti questi e forse altri che stanno arrivando e che io ancora non ho segnato si sono oggi, amico Alberi Marghera, comitato Alberi Marghera, si sono dati appuntamento oggi davanti alla sede della RAI in un centro, cioè legato alla questione informazione, perché hanno il desiderio di rendere pubbliche non solo le loro denunce ma anche le loro proposte alternative. Movimento per la decrescita felice, Gianluigi Salvador. Io penso che il titolo I giorni delle nostre verità alternative sia fondamentale, perché è dalla base che ormai comincia a nascere tutta una serie di denunce per problemi che sono problemi ormai diventati di sopravvivenza, problemi che vengono nascosti, come il problema dei pesticidi. Per esempio, io questa mattina venendo in treno mi sono sniffato per 60 km i pesticidi buttati sulle rotaie del treno, e quindi noi pensiamo di andare a fare dei viaggi salutari, quando andiamo in autostrada è la stessa cosa, perché ormai si diserbano le banchine e sappiamo che i pesticidi utilizzati sono cancerogeni, mutageni e soprattutto interferenti endocrini che creano problemi alla distanza, soprattutto ai bambini e alle puerpere, che trasmettono, come c'è la denuncia in un recente documento del WWF e dell'Istituto Superiore della Sanità, dove ben 9 mamme su 10 che partoriscono producono bambini inquinati da interferenti endocrini. Quindi è un po' il fenomeno da denunciare, gravissimo, che è stato fatto anche anni fa, lo sapete, dal libro La primavera silenziosa di Rachel Carson, che è stato una Bibbia mondiale di lotta contro il DDT. Noi adesso dobbiamo riprendere in mano questo discorso, perché le 4 regioni che hanno un'incidenza tumorale più alta non a caso sono le 4 regioni agricole. Quindi abbiamo l'Emilia Romagna, abbiamo il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino, e quindi siamo in una condizione veramente da crisi intergenerazionale, e viene definita ormai a livello universale pandemia silenziosa. Noi abbiamo il problema, quindi chiudo, locale delle monoculture. Per esempio nell'area del Prosecco tra Valdobbiadene e Conegliano abbiamo un'incidenza del cancro che l'anno scorso è cresciuta del 7,2%, su dati USL ovviamente, perché noi utilizziamo solo dati ufficiali, con una crescita spaventosa di territori coltivati e trattati con pesticidi tossici e nocivi, quindi importati e buttati nel territorio per produrre cibo. Questa è assolutamente una linea che deve essere invertita. E chiudo dicendo che la nostra proposta come comitati locali, e fra poco fonderemo anche un'associazione vittima dei pesticidi, sull'esempio francese, che sta avendo una grande forza contrattuale contro gli inquinatori, va bene? Noi proponiamo di transitare tutte le aree vitivinicole, soprattutto nell'area DOCG del Prosecco Valdobbiadene, all'agricoltura biologica, che significa eliminare i pesticidi tossici e nocivi, come è già successo in Trentino su un'area ancora più vasta. Grazie. Grazie Salvador, avete sentito che ogni intervento chiude con la proposta alternativa, e questo lo stile. Io adesso da questo punto di vista vi chiedo un attimo di grande attenzione. C'è la possibilità, se lo vogliamo tutti, di convalidare un documento nel quale chiediamo 2 cose a 2 soggetti diversi. Una cosa alla RAI, perché è nostra la RAI,
e anche a tutti gli altri organi di informazione privati, i giornali, che però sono finanziati con i soldi, anche loro con i soldi della finanza pubblica, quindi paghiamo sempre noi, chiediamo a questi organi di informazione degli spazi fissi di autoinformazione da parte dei comitati. Questo è uno. La seconda cosa, chiediamo al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e a tutti i consiglieri regionali di aprire una discussione sul PTRC del 2009 che sta consentendo questo scasso generalizzato del Veneto e sulla mancata programmazione dei beni fondamentali. La Comunità Europea afferma che non si può andare avanti con la cementificazione delle campagne, con l'asfaltatura dei territori agricoli, perché questo uccide la vita. E allora rispetto a questa cosa loro dicono che vogliono andare in questa direzione, però poi nei fatti realizzano esattamente l'opposto. Allora Consiglio regionale, Giunta regionale del Veneto, sappilo, noi ci siamo, lavoreremo uniti e vi verremo a trovare nelle vostre istituzioni, molto più numerosi di oggi. Grazie.